Ci sono parole che gli autori dei testi sacri hanno considerato essere la parola di Dio, così come vi sono parole considerate essere soltanto di origine umana. Mi chiedo se Dio prediliga ancora comunicare attraverso parole sacre scritte su carta per interagire con le future generazioni di uomini e donne. Nel mio spirito sento che non sia più così. Sento che Egli parli istruendo soltanto ai cuori dei Suoi figli, che sono il Suo popolo. Molti uomini di fede aspettano da tanto di vedere il tempo in cui tutto ciò che è stato costruito, detto e scritto nel nome di Dio si frantumi pietra su pietra. Resta chiaro il suo antico avviso, più attuale che mai. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò nel loro cuore. Anche queste parole sono riconosciute da tutti come parole di Dio. Ma quale significato hanno? Ci dicono che la strada asfaltata che attraverso la religione, le leggi e i testi sacri ci ha portato a Dio non è più percorribile. È giunto il momento in cui siamo tutti chiamati ad ascoltare solo la voce del cuore, che è la stessa voce di Dio che ci parla dal suo mistero e ci comunica le sue scelte, i suoi sentimenti e la sua tenerezza per noi. So bene che la fede in Dio amore non ci protegge dagli eventi della vita, che Dio amore non ha alcuna influenza su chi muore e chi resta vivo, su chi soffre e chi gioisce. Dio amore è parte integrante dell'uomo stesso, vive, gioisce, si addolora e soffre, proprio come noi. E quando moriremo, Dio amore sosterrà il peso della morte, esattamente come lo faremo noi, come ci insegna Gesù. Questo è il più grande miracolo della mia fede, che sento vivo nel mio cuore, nonostante non avrò niente dal Signore e non potrò salvarmi da nulla. Il mio amore per Dio non cambia, e neppure il suo per me.